Questa storia di Gino Merotto è stata raccontata da, come dire, una persona, Oscar Stival, che non è uno storico di professione, non insegna né all'università né nelle scuole, fa il bancario. Però ha una passione per le storie di casa sua, del suo paese, ha alle spalle, un signore di quasi 60 anni, una discreta produzione di testi narrativi. E aveva però qualcosa dentro che gli derivava dall'infanzia, dalla sua propria storia di famiglia, dalla storia di una casa col San Martino dove lui periodicamente tornava perché ci viveva fino a pochissimi anni fa la sua mamma. Nella sala da pranzo, come in molte case di campagna, c'era un ritratto, il ritratto di un ragazzo che Oscar sapeva essere stato il suo zio, Gino Merotto, il fratello della mamma. Di quel ragazzo si sapeva qualcosa, si sapeva che era stato partigiano nella Brigata Mazzini e si sapeva che era morto all'inizio del 1945, però della sua vita e dei dettagli di quella morte in qualche modo aleggiava un mistero e circolavano anche delle voci non molto benevole. Oscar Stival, come non pochi studenti adulti, aveva deciso di iscriversi al corso di laurea in storia, è lì che l'ho incontrato e dopo aver fatto gli esami per la laurea triennale venne a chiedere se poteva fare una tesi di laurea sulla storia della Resistenza. Voleva fare proprio un racconto, ricostruire la vita, cogliere l'occasione per andare in profondità e scrivere la biografia che non era mai stata scritta di suo zio Gino, ma non sapeva quale fosse questa storia, doveva prima fare una ricerca. E qui è cominciato la storia della sua ricerca, che l'ha portato a, come dire, cercare di mettere a frutto le poche fonti, i pochi documenti disponibili in grado di restituire veridicamente il profilo biografico dello zio Gino. I pochi documenti scritti erano quelli degli archivi militari che dicevano dove era stato nel periodo delle armi, del richiamo alle armi, le informazioni anagrafiche e quello che era stato scritto in alcuni libri che della storia della Resistenza nel quartiere del Piave si erano occupati fino ad allora. Era pochissimo. La vita di una persona rimane così poco? Anche dentro la memoria della famiglia? No, c'era qualcos'altro a cui poteva attingere, i ricordi in primis della mamma, della propria mamma, della sorella di Gino, di Rita. Rita diventa la fonte privilegiata di Oscar. Rita era una donna ormai anziana quando Oscar decise di raccoglierne sistematicamente le memorie attraverso un registratore, aveva quasi 90 anni. Però, come dire, di suo fratello, morto a poco più di 20 anni, nel 1945, pur non avendo mai voluto, sino ad allora, parlare distesamente, aveva consegnato ai discorsi di famiglia e anche al figlio Oscar frammenti di ricordi. Perché Gino, in qualche modo, non se n'era mai andato dalla memoria di Rita, anche se non ne parlava, veniva quasi ogni sera a visitarne il sonno, ne agitava il sonno. E poi Oscar, l'autore del libro, aveva la possibilità di attingere alla propria memoria perché lui, quando era bambino, era stato il destinatario dei racconti molto più generosi da questo punto di vista della propria nonna, della mamma del morto. E quindi cercando di mettere insieme tutte queste fonti, capite, molto complicate da armonizzare, alcune fonti scritte, un po' di storiografia, alcune registrazioni, alcune interviste registrate e moltissimo materiale memoriale che ormai non si poteva più fermare, ma che Oscar conosceva per averlo sentito raccontare quando era bambino. Che cosa ha fatto quindi? Ha pensato di non limitare la ricostruzione della vita di Gino Merotto ai mesi in cui era stato partigiano, i pochi mesi, ma di cercare di tratteggiarne il profilo sin dalla nascita, cercando di farne, come dire, di farne risaltare non tanto, non solo
le circostanze che poi scopriremo essere particolarmente tragiche e laceranti di quella morte, ma la pienezza della vita di questa persona, di questo suo zio. Perché tra i frammenti di ricordi che erano filtrati in famiglia ce n'erano molti che ne restituivano un'immagine di persona strana, affascinante, poco simile al tipo umano prevalente a Col San Martino. Una persona, come dire, caratterizzata da una certa leggerezza, piacevole leggerezza, non particolarmente dedito al lavoro, per esempio. Una persona a cui piaceva molto ballare, una persona dolce, affettuosa, una persona che aveva avuto un sacco di amiche e donne, una persona che si accompagnava facilmente a tutti quegli uomini, tutte quelle persone, quegli individui del paese che erano messi ai margini, quelli un po' matti, quelli un po' tardi, quelli troppo poveri. No, a lui piaceva stare proprio con loro. A lui piaceva, come dire, invitarli anche a casa a mangiare e si ritrovava, insomma, in questo tipo umano così appunto diverso e per questo affascinante. Ecco, la prima parte del libro che Oscar Stival ha dedicato a Gino Merotto è sull'infanzia e la prima giovinezza dello zio, ed è un modo per parlare anche della società contadina, della società paesana in cui questo ragazzo era cresciuto. Col San Martino, la povertà. Era nato nel 18 a Vittorio Veneto, prima guerra mondiale, perché la sua famiglia in qualche modo aveva subito gli esiti dello sfollamento. Aveva imparato un mestiere, come si faceva, non era una famiglia poverissima, aveva potuto diventare un sarto in casa. Una delle annotazioni, delle pagine più sottili che Oscar Stival ci riporta della sua famiglia, della famiglia in cui Gino Merotto era nato, ci restituisce anche qui un tratto non solo personale, ma diciamo sociale, nei rapporti che c'erano all'interno delle famiglie popolari e contadine, rapporti duri spesso, rapporti duri soprattutto tra marito e moglie. L'affetto, i sentimenti che connotano molte, mi auguro, delle nostre famiglie, o perlomeno il nostro modo di intendere la famiglia oggi, non erano scontate all'epoca. Sono state anche queste una conquista di un'educazione ai sentimenti, ai ruoli di genere, al rispetto dei rapporti della parità tra uomini e donne, al non dare calci alle proprie mogli come modalità di relazione prevalente all'interno della coppia. E anche ci restituisce la difficoltà in alcune famiglie, ma certo nella sua famiglia, dei rapporti tra genitori e figli, laddove c'era un padre di famiglia spesso non solo autorevole ma autoritario, spesso o almeno talvolta dedito al vino, che quando tornava a casa si sfogava o con la moglie o con i figli e che esercitava appunto la propria presenza dentro casa in maniera manesca. Tutto ciò senza nessun spesso risentimento assoluto da una parte e dall'altra. Era un modo, uno stile di vita e di comportamento dal quale in parte perlomeno ci siamo emancipati. Ecco, un tartufo come questo, quindi andare a vedere una vita con il microscopio, valorizzandone gli aspetti apparentemente minuti, ci consente di vedere delle cose che, come dire, la visuale dall'alto inevitabilmente lascia meno riconoscibili. Ecco, queste dimensioni della vita, che però sono la nostra vita in fin dei conti, tanto quanto la politica, così anche la dimensione, chiamiamola, privata, familiare, relazionale, no? Fa parte della storia, e quindi della vita e quindi della storia. La guerra come arriva? La guerra arriva nella storia di Gino appunto come un uragano sostanzialmente, che questo tran tran esistenziale scuote e costringe
così ha uno stravolgimento, prima perché si è richiamati alle armi, si è costretti ad andare lontano da casa, si è costretti a sperimentare anche delle dimensioni di sé che la guerra impone di tirar fuori e di esercitare, la violenza, l'uso delle armi. E poi quando si torna a casa, tutti a casa dopo l'8 settembre, che fare? Nel momento in cui lo Stato è crollato, il regime si è rivelato essere una truffa per gli italiani, la credibilità delle classi dirigenti si è ridotta al lumicino. Che fare? Ecco, Gino Merotto, come molti altri, per un po' dopo l'8 settembre, nel momento in cui è riuscito a tornare a casa ci rimane, si guarda intorno, annusa l'aria, riprende i contatti con gli amici e poi a un certo punto, nella primavera del 1944, come non pochi dei suoi coetanei che erano in quelle zone, prende contatti con la resistenza strutturata, con la resistenza armata che si organizza nelle vicine montagne. Entra in una brigata che è la Brigata Mazzini, che si sta appunto solidificando in quel periodo, partecipa alla resistenza nel quartiere del Piave e per questo diventa un ricercato da parte dei fascisti. Partecipa al, come dire, rastrellamento del Cansiglio, nel senso che riesce a sfuggire al rastrellamento che viene compiuto nell'estate del 44, torna a casa, prende contatti a un punto di riferimento importante dal punto di vista sia politico che morale, in una figura straordinaria delle nostre zone, della resistenza in collina, che era Tony Adami, un intellettuale di estrazione popolare che era riuscito a costruirsi in qualche modo un tentativo di conciliazione tra cristianesimo e marxismo, che organizzava la lotta partigiana ma personalmente non portava le armi perché praticava la non violenza, un seguace di Tolstoi, che con Gino Merotto e la sua famiglia aveva un rapporto particolare, speciale, perché spesso andava a casa loro ed esercitava questa funzione socratica, maieutica, cioè parlava con loro, era il suo modo di fare politica, appunto incontrando le persone ed entrando nelle case e ragionando insieme a loro, a partire dalla loro condizione, dalle scelte del momento. Uno dei principi del partigiano, del comandante partigiano Tony Adami, era quello di, se possibile, ridurre al minimo la violenza. Ridurre al minimo la violenza. Di Gino Merotto, come dire, se di Tony Adami facciamo fatica a ricostruire un profilo biografico di intellettuale, perché anche di lui poi è rimasto poco, di Gino Merotto, delle idee, dei sentimenti che lo muovevano in quei mesi in cui era partigiano, ancora meno sappiamo. Lo sappiamo prevalentemente, ancora una volta, attraverso i ricordi e la testimonianza della sorella, che appunto ricordò che Gino a volte parlava di quello che lo muoveva, non parlava di politica, però a un certo punto disse che c'era qualcosa che lo affascinava. Gino le diceva spesso di essere comunista. Cosa intendeva Gino Merotto per essere comunista nel 1944? Intendeva che sarebbe venuto il giorno in cui tutti i vecchi avrebbero avuto la pensione. Questa era l'idea di comunismo per Gino Merotto. A quei tempi, infatti, ne avevano diritto soltanto i dipendenti pubblici. Alle persone anziane che non erano più in grado di lavorare, non avevano figli o altri parenti che potevano provvedere alla loro sussistenza, non rimaneva altro che andare a carità, bussando alle porte delle case per mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, comunismo per lui voleva dire che non ci fossero più i poaretti. Questa storia è interessante anche per un'altra cosa, e qui ci avviciniamo alle circostanze della morte di Gino. Gino sparisce. Gino sparisce tra il 17 e il 18 gennaio del 1945, quando dalla montagna lui continuava nei tempi morti a tornare a casa e a fare il sarto per perché erano così.
Cioè non pensiamo alla resistenza come la coscrizione obbligatoria in cui, come dire, si ha una divisa e si sta in un posto e non si... No, la resistenza era gassosa. La resistenza non aveva dei confini ben definiti, era gassosa, appunto, non aveva... E poteva essere, come è stato il caso di Gino Merotto, che nell'intervallo tra, chiamiamola così, un'azione e l'altra, si andasse a casa e si arrotondasse lo stipendio cercando di fare il sarto. Con quest'idea probabilmente era sceso da Montebelluna, era andato a Treviso, ma a Treviso era stato riconosciuto da qualcuno che l'aveva arrestato, l'aveva portato al Pio X, che era appunto un luogo di detenzione e di tortura, e l'aveva privato, lo aveva sottratto alla propria famiglia, che da quel momento in poi non seppe più niente di lui, non tornò più a casa. Le sorelle, non c'era solo Rita, la mamma, fecero come molte donne purtroppo in quegli anni, uscirono di casa per chiedere notizie dei propri figli, dei propri fratelli, dei propri compagni che non c'erano più. Andarono a bussare a tutte le porte, ma nessuno diceva niente della sorte di Gino e non ne seppero niente fino a dopo la liberazione. Il suo cadavere non fu mai più trovato. Fu fatto un funerale nel maggio del 1945 senza il corpo. Si seppe che era morto, si seppe che probabilmente dopo delle torture era stato gettato nel Sile, come capitava. La cosa tragica che ci fa capire un'altra faccia, diciamo, un'altra componente della resistenza, o meglio di quegli anni nelle nostre zone, è questa. Probabilmente la persona che lo aveva riconosciuto e che lo aveva portato al Pio X era un brigatista nero della 20ª Brigata Nera Cavallin di nome Nina. Nina sarebbe stato processato subito dopo la liberazione per tutta una serie di reati analoghi a questi che aveva compiuto. E gli fu anche chiesto se fosse stato lui a uccidere Gino, negò, però riconobbe che era stato appunto da lui portato al Pio X e poi consegnato ad un altro partigiano che probabilmente lo aveva fatto fuori. Nina, come dire, aveva assunto questo nome nel momento in cui era diventato a sua volta partigiano. Sì, perché prima di essere stato un brigatista nero, Nina era stato un partigiano della Mazzini, ma non solo. Nina, da ragazzino, da bambino, lo chiamavano Nino. Di nome si chiamava Egidio Simonetti, era un vicino di casa di Gino Merotto, era nato e cresciuto al Col San Martino. Per questo anche lo conosceva, lo aveva conosciuto da bambino, lo aveva conosciuto quando lo aveva trovato in montagna nella Brigata Mazzini, lo aveva conosciuto infine quando, dopo aver fatto il salto ed essere passato insieme ai fascisti, lo aveva riconosciuto a Treviso e probabilmente lo aveva anche torturato e ucciso. Com'è possibile che due compagni di scuola, due vicini di casa, cresciuti nello stesso ambiente, abbiano avuto, come dire, un destino che li ha portati su fronti così opposti? Qui c'è, come dire, un elemento per molti aspetti imponderabile che ci fa capire come la resistenza non sia stata solo gassosa, ma anche estremamente complicata, in cui i percorsi personali, perché quello di Nina è uno tra i tanti, c'era tutto un gruppetto attorno a lui di ex partigiani che una volta catturati dai fascisti e forse sottoposti a tortura avevano deciso di passare dall'altra parte per salvarsi la vita, e per salvarsi la vita si erano messi a servizio dei fascisti proprio per individuare i loro ex compagni. Ecco, i percorsi della resistenza sono estremamente zigzaganti e complicati. La cosa interessante di questo tartufo è come si sia conservata, diciamo, l'aroma di questa storia, perché davvero di un sapere sottile stiamo parlando, stiamo scavando nelle zone grigie, nelle zone d'ombre anche delle biografie individuali e delle storie locali, come se sia conservato
all'interno di una famiglia.